Va ora in onda Spazio Più. Sempre più verde, il cielo è blu, 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 molto più blu, ancora più blu. Ehi, ma che ci fai qui da queste parti? Quanto resti e quando parti? Ci sarà tempo dai per salutarci, non mi dire che ho fatto tardi. Siamo tutti zombie col telefono in mano, sogni che si perdono in mare, figli di un deserto lontano. Zitti, non ne posso parlare, ai miei figli cosa dirò? Benvenuti nel Truman Show, non mi chiedere come sto. Vorrei andare via però la strada non porta a casa. Se la tua casa non sai qual è, ma il prato è verde, più verde, più verde, sempre più verde, sempre più verde. Il cielo è blu, 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 molto più blu, ancora più blu. Non mi sento tanto bene, però sto già meglio se mi fai vedere il mondo come lo vedi tu. Non mi serve un'astronave, lo so, casa mia o casa tua, che differenza c'è? Non c'è, ma quale casa mia? Ma quale casa tua? Non mi sento affatto bene. Anche io. Allora ragazzi, abbiamo cominciato con Gali, casa mia. Mentre la censura va di moda, qua a Radio Libertà non abbiamo mai censurato nessuno, compreso Gali. Quindi viva Gali e casa mia, questa canzone che ha fatto parecchio discutere. Qua noi le idee e l'arte non l'abbiamo mai censurata. Il vostro Sparacazzate, che è in diretta da via Carlo 41 in Milano, oggi che è martedì 27 gennaio 2026, vuole ricordarvi una cosa, che negli anni, fine anni 70, inizio anni 80, quando c'era un certo Fabrizio De André, era censurato in tutte le radio italiane. Indovinate chi è stata la prima radio a trasmettere Fabrizio De André? Radio Padania Libera? No. Radio Vaticana. Ah. Ecco, allora se è così, noi ci dissociamo, ci schifiamo di certi comportamenti e siamo ben contenti di trasmettere noi il Gali censurato. Che ne pensi Fratelli d'Italia e il ministro Abodi? Come ben sapete, a noi Fratelli d'Italia non ci piace un granché, Forza Italia meno che meno. Qual è il problema? Sì, che io sono minacciato da un sottosegretario di Fratelli d'Italia che ha cercato di farmi bruciare la mano. No, scherzo, che poi sono sul report fanno la trasmissione. Tutte cagate. Solo a uno hanno messo la bomba sotto la macchina e quello non sono io per ora. Sì, perché noi non contiamo niente. Insomma, non ci singula nessuno. Mimmo. Vabbè, non è vero. Quando è stato qualche anno fa, c'è stato il tizio che abitava qua vicino a via Bellerio che ha cercato di aggredire il nostro Vincent. Sì, ma Vincent non lo sopporta nessuno, è ovvio che... Vincent... Hanno provato a aggredirlo pure nei bagni della radio, Vincent. No, salutiamo Vincent, numero uno. Vincent, ti vogliamo bene. Il nostro compare Vincent, mannaggia, che se non ci fosse lui è l'anima della radio, tutti i jingle, tutta l'animazione che sentite sotto a livello musicale non è dovuto a Vincent, Vincent De Maio, quindi un bacione a Vincent. 0292947222, ripeto 0292947222 per chiunque volesse intervenire in diretta qua sullo Spazio Pio, professionisti imprenditori uniti, rigorosamente in diretta tutti i martedì da Radio Libertà. Per i più timidosi c'è sempre il WhatsApp, il 340 670 9659, ripeto 340 670 9659. Solo che questo numero, quello del WhatsApp, lo potete usare solo quando Mimmo Magnetti è accompagnato appunto da Federico, dal mitico Tony F, alias Antonio Fellone, perché io non so leggere. Era il 1900 a Barabbano. Io quando ero giovane c'erano ancora le tavolette d'argilla. L'ho spiegato l'altro giorno alla mia amica Paola, che mi ha invitato a prendere il caffè ai Tre Scalini a Roma, in Piazza Navona, appunto, che io uso ancora i pizzini. Io ho ancora i foglietti e scrivo le cose, le note le scrivo su pezzi di carta, perché io non riesco, non
non sono un leone da tastiera, preferisco piuttosto essere un leone da strada. E a tal proposito non sei un leone marino, Mimmo, visto la stazza. Non è vero, sono anche dimagrito. Beh, dall'altra parte che non legnoso c'è la gemma di Radio Libertà, la nostra Natalia, che rende tutto possibile dalla regia. Quindi è giusto ricordare chi con il suo lavoro indefesso permette tutto questo. E allora, a tal proposito, se avete offerte, donazioni da fare, mandateci via Carlo Bellerio 41, mandate le coperte, il mangiare per il gatto, perché così vivono i nostri registi, mangiano il mangime del gatto scaduto che ci inviate. Quindi ragazzi, per favore, le cose buone non arrivano nemmeno in radio, vengono divorate alla porta carraia della Lega, insomma, capite? E noi qua nel bunker antiatomico di Radio Libertà facciamo prima morire di fame che di radiazioni in caso di attacco nucleare. Però siamo qua, metti che non succede, ma se succede, insomma, qua in queste 4 mura di amianto siamo belli coperti, al sicuro. È stato bonificato. Sì, la vecchia radio era bella in amianto, ci manca ancora. Allora, comunque, prima facevo riferimento ai leoni di strada. Io preferisco fare il leone di strada e non quello di tastiera. Non leone marino? No. Al limite potrebbe essere un leone cittadino, visto che vivo a Milano. Mi muovo fra Milano. C'è il Scalo e c'è l'Ambro, e ci sono le nutrie dell'Ambro pure. Milano è una città acquatica, a modo suo. Poi quando piove un po', Milano Nord va tutta sott'acqua, Mimmo. Ma no, noi siamo mai come altri posti. Il sindaco Sala ha detto che ora vuole spiombare tutti i navigli e fare di Milano una piccola Venezia del nord-ovest. Mamma mia, cioè quello non finisce mai di fare danni. Ha riempito Milano di piste ciclabili, di parcheggi, si è inventato ZTL a non finire. E non ancora contento, speriamo insomma che finisca prima la sua carica e si tolga dai cosiddetti. Chissà chi arriverà dopo di lui, quello è il guaio. I milanesi sarebbero proprio dei coglioni se continuano a votare appunto la parte che ha partorito io mi ci gioco quello che vuoi, che ci sarà un degno erede. Comunque fatemi dire sta roba qua, appunto. Leggevo qua su un post di Facebook del Goya Nazionale Commercio Autonomo, eccolo qua. Voglio far presente agli ascoltatrici e agli ascoltatori, soprattutto a quelli che di professione fanno i venditori ambulanti, che appunto Giancarlo Nardozzi è stato appunto a Venezia e si è incontrato con l'assessore al commercio di Venezia Sebastiano Costalonga. Ecco proprio il post che ha pubblicato: a pranzo con l'assessore al commercio di Venezia Sebastiano Costalonga, con lui si va avanti su tutti i progetti per la categoria. Tanti già fatti, tanti li faremo, perché con persone come lui si va avanti, a differenza di tanti altri. Giancarlo, solamente un piccolo appunto. Usare il termine si va avanti bisogna appunto, in certi altri ambienti li usano per parlare di persone che sono andate avanti, nel senso che sono morte. Per esempio gli alpini, io ho qua un degno rappresentante a fianco a me perché il nostro Sparacazzate è stato anche alpino, appunto usano dire è andato avanti. Allora invece diciamo continuiamo a fare quello che appunto tanti altri che avrebbero dovuto fare, e ce n'è qualcuno qua a Milano che penso che saranno 40 anni che continua a stare ai vertici, ma però per gli ambulanti ha fatto poco e niente. Ecco, invece Giancarlo Nardozzi col suo Goya assieme a tutto il suo staff continua appunto a produrre risultati. Perciò se avete necessità, parlo a voi con gli ex colleghi, perché ormai sono un ex collega venditori ambulanti, rivolgetevi al Goya, trovate i suoi riferimenti su tutti i social, potete chiamare appunto Nardozzi anche in persona, perché comunque Giancarlo è una persona che risponde in prima persona e si muove in prima persona. Detto questo, possiamo ritornare appunto alla discussione, agli argomenti che volevamo trattare. Ci vogliamo accodare anche noi a tutto, come si dice, al mainstream, che parlano, cioè qua se tu accendi la radio, la televisione, su qualsiasi canale, su qualsiasi programma vai, parlano tutti della stessa roba. Ultimamente, oggi, in questi giorni, stanno parlando di quel poveraccio che è stato sparato in quel di Rogoredo. Sì, e i nostri valorosi magistrati lo stanno già indagando per omicidio volontario. Mi pare normale andare in giro in una città di sera con una pistola finta senza tappo rosso, e appena vedi i poliziotti chi di noi non la tira fuori e si avvicina miniciosamente, cioè
Mi dispiace perché per il poliziotto la carriera è finita. E questo vi fa capire, tra l'altro un poliziotto che ha figli, moglie e figli, questo vi fa capire quanto sia malata la giustizia in Italia. C'è solo un modo in vostro potere: andare a votare al referendum e votare sì. Attenzione, perché i sostenitori del no, i vari cazzari della CGIL, ANM e di una certa sinistra, perché poi sono divisi anche tra di loro, ci sono molti di sinistra che vogliono andare a votare sì, perché questo cancro della mala giustizia coinvolge tutti, persino la gente di sinistra, pensate un po'. Ecco, come direbbe un caro amico, che quasi quasi si chiedo alla regia di mandarlo, perché io è da un mese che lo voglio mandare. Sì. Posso mandarlo? Grazie Natalia, lo voglio, me lo sogno di notte. Questi minuti quali fossero delle parole, diciamo almeno in francese ortodosse, per rappresentare cosa io penso. E mi dovete scusare, l'unica cosa che io penso è che Roberto Speranza hai la faccia come il culo. Avete la faccia come il culo. Quando avevamo la possibilità di votare il Mattarellum, eri capogruppo, c'erano i vostri ministri. Avete la faccia come il culo. Hai la faccia come il culo. Avete la faccia come il culo. Ecco, grazie del contributo audio-video. Questo è il meraviglioso Giachetti, che è uno di quelli che vuole andare a votare sì. E lui lo dice: ragazzi, abbiamo avuto un sacco di volte la possibilità di andare a votare e quindi avete la faccia come... Se lo dice lui, che secondo me io lo vorrei, io me lo sogno di notte come Presidente della Repubblica. Pensate quanto siamo giusti noi qua. Penso che io Giachetti l'ho sempre confuso con quell'altro di Striscia la Notizia. Giachetti, no, quello è Iacchetti, Mimmo. Sì, però vi fa capire, avete la... mi fermo qua, insomma, sì, perché se lo dice lui ancora, se lo dico io mi arrestano. Però potremmo leggere la comunicazione, quella fatta dal vicepresidente dell'ANM. Sì, Mimmo, se tu mi spoileri tutta la trasmissione, mi alzo, me ne vado e la fai tu, perché io non posso fare niente. Ma spoilerare fa bene, piace a tutti. Santo Dio, Gesù, Giuseppe e Maria, che ho fatto di male. Allora, andiamo avanti, perché mentre succede tutto questo c'è qualcuno, qualche fenomeno che ha il coraggio di scrivere cose, insomma, pesanti, gravi, perché nel nostro paese, dove la giustizia è perfetta, secondo quelli del no, allora, ricapitolando, se tu a casa, cittadino, cittadina, uomo comune, sfigato come me, pensi che l'attuale sistema giudiziario faccia schifo, e chi vi parla ci ha avuto a che fare, a fianco Mimmo non ne parliamo, e tu che ci senti a casa prima o poi, toccati pure, come ricordati che devi morire, ecco, ricordati che prima o poi capiterà anche a te, può capitare anche a te, toccati dappertutto, tocca ferro. Sì, nessuno esente, ecco, da certi mali. Da questa giustizia che è uno schifo, ecco, per dirla in francese. Comunque, se tu pensi che questo sistema giudiziario faccia schifo, vai a votare sì. E vota sì. Perché, capito, no, questi fenomeni, siccome sanno che stanno indietro, che la battaglia è disperata, cercano anche di confondere il cervello alla gente. Se tu pensi che invece questo paese abbia una giustizia perfetta e la giustizia sia amministrata in nome del popolo, come dice la Costituzione, vota no. Perché lasci tutto com'è, ok? Quindi, ricapitolando, amici a casa, se tu pensi che l'attuale sistema giudiziario è uno schifo e va assolutamente cambiato, vota sì. Se tu pensi che l'attuale sistema giudiziario è perfetto così com'è, voti no, ok? Così non ci possono perché quelli dire che vogliono, quelli che ce la faccia come stanno cercando di fregarvi e qua da noi non attaccano, noi diamo la censura, noi diciamo le cose che stanno come stanno, le cose pane pane, vino al vino, tarallucci e vino. Ok, allora abbiamo sapete che a Minneapolis, che non è vicino a Canosa di Puglia, San Ferdinando, voglio salutare il Canosa di Puglia Fan Club che mi segue sempre, tra l'altro, in provincia di Barletta Andria Trani. Minneapolis è una città che sta nel cuore degli Stati Uniti, nel cosiddetto Midwest. Ah, non sta nel Gargano, non sta a Foggia. Quelli mi dicono la California è vicina a Foggia, perché la California. No, non c'entra niente. No. Come dice, uno mi ha detto, ma l'Apple ha sede in provincia di Lecce, perché c'è Cupertino. No, c'è Cupertino perché gli spagnoli, oltre a occupare il sud Italia, perché è stata un'occupazione, occupavano anche la Lombardia, cari amici spagnoli, ricordiamocelo cos'era. Cos'è l'Europa e cos'è stata l'Europa per questo paese? C'è l'occupazione continua di potenze straniere, è quello che vorrebbero e vogliono tornare a fare con altri mezzi. Questi sono i nostri vicini europei, chiudiamo la parentesi.
E in California gli è piaciuta talmente tanto la Cupertino di Lecce che ne hanno fondata una con la Cupertino, però dedicata al santo volante, San Giuseppe di Cupertino in questo caso. Pensate un po'. Vabbè, qua mi divago sempre, questo dono di divagarmi, potrei parlare per ore. Perché c'è una profonda conoscenza di tante cose, infatti non riesco a capire come tu ti sia limitata a fare solo un certo tipo di lavoro, o ti sei limitata a venire solamente in questa radio invece di andare a fare passaggi anche alla Perché come 7, diceva, a Canale perché 5. Non mi prendono là. Comunque, come diceva E George non W. sanno Bush, cosa si perdono. me l'ha detto Dio di farlo, me l'ha detto Dio di attaccare l'Iraq. Sì, pensate un po', Bush disse che Dio gli mandò un SMS con scritto attacca, e lui doveva attaccare la telefonata, invece ha capito di attaccare, ha attaccato l'Iraq. Well, questi sono i presidenti degli Stati Uniti del passato. Siccome abbiamo in media Trump c'è stato di peggio, amici, ricordiamocelo. Ricordiamoci di George W. Bush, di Bill Clinton, di gente che ha fatto guerre in ogni angolo dell'urbe terracqueo. Però finché bombardavi la Jugoslavia, la Serbia, creavi il Kosovo dal nulla, radevi al suolo le capanne di fango dell'Afghanistan, evidentemente ci sono, capito, razze e colori della pelle che valgono di meno. Forse la vita di uno slavo vale meno di una vita di un ucraino, non lo so, cioè, però, o di un groenlandese, visto che si voleva morire per la Groenlandia. Chi è che non è pronto a morire col ghiaccio? A meno se ti porti da bere c'è già il ghiaccio in Groenlandia, non è male, poi ti fai un bel cocktail con un pinguino, come voleva fare Trump. Poi gli hanno detto: Donald, quelli e pinguini stanno al Polo Sud, a Polo Nord no. quello pinguino non ci stanno. Al Polo Nord che ci sta. Non lo so, sarà qualche leone di mare, qualche foca, però i pinguini quello stanno al Polo Sud meridionale. Sì, hai capito? Broccoline di Brooklyn. Ok, oltre a questo, cari amici a casa, questo è il mondo. E comunque, rispetto appunto a questo modo di fare, di intendere, di raccontare le cose, per dire, oggi prima di uscire sentivo tutte le trasmissioni radio e televisive dove parlavano di questo poveraccio che è morto appunto al bosco di Rogoredo. Che va in giro con una pistola di notte spianata, vedi i poliziotti, gliela punti in faccia. Chi di noi non fa ste cose, amici? Chi di noi non va in giro con la pistola di notte? Anche se è finta, però uguale identico, cioè l'hanno pubblicata, fa paura da quanto è vera. Una volta la sequestrarono anche a me la pistola, che era tale quale la 92 bifilare, che era quella che io usavo con i miei figli per sparare le zanzare con i pallini. Il segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati, che è per il no ovviamente, perché qualora questa riforma venisse approvata il loro potere di vita e di morte sul paese, perché sapere che non è questione di magistratura indipendente, è il fatto che la democrazia, il paese non è indipendente da certa magistratura, che decide quello che le fabbriche che devono essere aperte, no? Mi riferisco all'Ilva di Taranto, dove 15.000 persone rischiano di perdere il lavoro perché si sveglia sempre uno, fa il sequestro. Poi noi siamo sempre con gli operai alla facciano, fa il governo dei fasci di vicino. No, poi il processo viene mandato a Potenza e rischia insomma di cadere nell'acqua, di essere un enorme buco dell'acqua, perché a quanto pare si pensa che la procura di Taranto non potesse chiedere il sequestro della fabbrica dell'acciaieria. Comunque, ma questo è uno dei tanti casi che avvengono in Italia. La magistratura in Italia decide qualsiasi cosa, chi vi deve governare, cosa dovete votare, decide un terzo della Corte Costituzionale, un terzo dei membri della Corte, e sembra cavolata. La Corte Costituzionale di fatto decide quale legge dello Stato va bene e quale legge dello Stato non va bene, quale legge di una regione va bene, attenzione all'autonomia, e quale legge di una regione non va bene, ok? Questo è il potere immenso, enorme che ha l'assetto attuale della magistratura. Oltre a intercettare milioni di persone, intercettazioni a strascico, decidere quello che Corona può pubblicare o no, perché alla fine Corona a modo suo è criticabile, però se ha delle notizie, come il Report pubblica delle notizie, non capisco perché Corona non le possa pubblicare. L'hanno arrestato perché si faceva pagare per non pubblicare le notizie, ora che è diventato onesto, ha capito qualcosa, forse le vuole pubblicare davvero, io ho detto no, la procura di Milano gli ha proibito. Cioè, questa è... Io penso che le guardie della rivoluzione dell'Iran fanno una pippa, ecco, poi vi spiego che cos'è. Le guardie della rivoluzione? No, dell'Iran, insomma, ha l'assetto attuale. Ribadisco un concetto chiaro e tondo che riconosce anche l'Avvenire, che è un giornale che è un po' distante da certe cose che penso io, che
l'attuale assetto del sistema giustizia in Italia è unico tra le democrazie, è tipico dei regimi autoritari avere come si chiama, accusa, la pubblica accusa e la magistratura giudicante nel medesimo ordine, che si autogiudicano da soli, perché se un magistrato sbaglia, ci sono i colleghi, sono iscritto al sindacato, mi valuterà un mio collega se ho sbagliato o meno, e indovinate cosa succede? Una beata minchia, come direbbe il nostro Cettola qualunque. Andiamo avanti su quello che è accaduto, cari amici a casa. Maruotti, questo signore, fa un post dove, ve lo leggo, insomma, nel messaggio dei social si leggeva, perché poi l'ha cancellato, questo post su Facebook: Rocco Maruotti, segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati e Sindacato delle Toghe della magistratura inquirente e giudicante, anche questo omicidio di Stato rimarrà impunito in quella democrazia, tra virgolette, al cui sistema giudiziario è ispirata la riforma Meloni-Nordio. Giusto votare no. Questo era il post di questo galantuomo, insomma, dove addirittura parla di omicidio di Stato, e parla il rappresentante di un'associazione insomma, che dovrebbe rappresentare le persone che fanno giustizia in un paese dove di giustizia ce n'è poca. È forse una democrazia molto c'è a senso unico. Si accorge di quello che ha scritto e ritira il messaggio, come insomma, se va a accusare il governo e va a accusare sia Meloni che il Nord di quello che è accaduto a Minneapolis, questa città americana, dove appunto un'agenzia federale ha sparato a questo infermiere che stava cercando di intralciare il lavoro di rastrellamento ed espulsione di immigrati irregolari negli Stati Uniti. Non voglio entrare nel merito, non sono americano, quello che sta accadendo, insomma, è giusto che gli americani sappiano e decidano se è giusto o meno. Certo è che uno ha fatto delle promesse, sembra che a modo suo le stia mantenendo. Non condivido, questo posso dire, i metodi che ha questa agenzia, soprattutto in un contesto urbano. La pistola facile però purtroppo in America c'è, e c'è un motivo perché si spara facilmente, ce l'hanno tutti le armi. Pure questo infermiere, pensate un po', aveva una pistola con 2 caricatori. In America c'è l'uso molto facile delle armi, e non sarà Maruotti, Mimmo Magnetto o Federico lo Sparacazzate o Natalia a cambiare le cose negli Stati Uniti, perché è previsto dal secondo emendamento. Cioè la Costituzione americana dice che è diritto di ogni persona avere un'arma da fuoco. Allora quasi quasi noi andiamo in pubblicità, perché ci sia. Abbiamo tempo, abbiamo fatto la ricarica. Grazie Natalia, abbiamo 2 minuti, perfetto, perché sono ancora un po' sballato con i ritmi, sapete, è una vita dura, ragazzi. Insomma, il secondo emendamento dice che è diritto e dovere di ogni cittadino possedere un'arma da fuoco. Perché i costituenti americani pensavano questo? Perché lasciare il monopolio della violenza allo Stato, in quel caso erano abituati ad avere uno Stato occupante che era l'Inghilterra. C'erano le giubbe rosse. Sì, dava la possibilità c'era di fare... Bacigno che già combatteva contro gli inglesi. Dava la possibilità, insomma, il monopolio della violenza, di far fare agli inglesi il bello e il cattivo tempo e le peggio porcate, compreso stragi e altre cose. Quelle sì che erano stragi, perché voglio ricordare, insomma, guardate Il Patriota di Mel Gibson. Pensavo che ti rivolgessi a Toro Seduto, ai Sioux. Guardate, insomma, hanno fatto le peggio porcate anche con i francesi, che avevano pezzi di Stati Uniti, e con, insomma, gli inglesi si sono macchiati di tante belle porcate in tutto il mondo. Questa simpatica isoletta, che ovviamente salutiamo e siamo in ottimi rapporti, mai mettersi contro gli inglesi, perché quelli cadono sempre in piedi, ti fai male. Ti fai molto male. La perfida Albione. No, Ermione, non la perfida Ermione, come diceva. La perfida Albione. Mi sono perso in un mare di cazzate. Sì. Comunque, appunto, insomma, in pratica sì, questo fenomeno ha di fatto accusato il governo di quello che di quello che è successo negli Stati Uniti. Vado avanti, insomma, sto leggendo un articolo della DN Kronos. Il post di cui si parla è stato rimosso dopo pochi minuti perché, per come era scritto, si prestava a essere strumentalizzato, ha spiegato Maruotti. Meno male che se ne accorge. Non ritengo opportuno paragonare la situazione statunitense, che pure deve porre interrogativi importanti sulla tenuta dello Stato di diritto, in un mondo
in tutto il mondo con quella italiana. Mi fa piacere che sia accorto, evidentemente l'ho chiamato e ho detto ma che cazzo sta a scrivere, e in effetti e si scusa. Il ministro della giustizia Carlo Nordio, che è attaccatissimo e decisamente sotto assedio, invece giustamente risponde: segretario generale dell'Associazione Nazionale Magistrati, una persona che dovrebbe essere imparziale perché fa il giudice, sai come dovresti contare fino a 15 prima di scrivere una cagata del genere. Il segretario generale dell'Associazione Nazionale Magistrati, Rocco Maruotti, ha avuto l'ardire di associare l'immagine di un tragico evento a Minneapolis, che ribadisco è negli Stati Uniti, non è in Puglia, alle ragioni e agli obiettivi della nostra riforma. E mo l'associeranno anche a quello che è successo al Bosco di Rogoredo. Ah beh sì, mi pare è la stessa cosa, è la stessa cosa. Chi non va a Milano va di moda andare in giro con la pistola la sera e appena vedi carabinieri o la polizia gliela punti in faccia. Poi anche Rogoredo è famosa per essere bene illuminata. Per chi non sa cosa sia Rogoredo, cari amici, se venite a Milano vi portiamo a fare un giro turistico al Bosco di Rogoredo, ve lo facciamo conoscere noi. Meraviglioso quartiere alla periferia sud-est di questa meravigliosa metropoli che è Milano, la capitale morale dell'Italia. Quindi se Milano è la capitale morale vuol dire che il paese è ridotto male, se questa è la moralità, ragazzi. Però siamo alle 15:31. È il più grande mercato della droga d'Europa. Ecco cos'è Rogoredo. A Milano l'impresa si fa alla grande. Ecco. E mo pubblicità. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Cari ascoltatori, vi ricordiamo che l'angolo della musica classica, condotto in studio da Auretta Pierotti Cei, cambia orario. Andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13. Appuntamento con la grande musica. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Scusare, l'unica cosa che io penso è che Roberto Speranza hai la faccia come il culo. Avete la faccia come il culo. Quando avevamo la possibilità di votare il Mattarello eri capogruppo. Scusare, l'unica cosa che io penso è che Roberto Speranza hai la faccia come il culo. Avete la faccia come il culo. Quando Scusare, l'unica cosa che io penso è che Roberto Speranza hai la faccia come il culo. Avete la faccia come il culo. Quando avevamo la possibilità di votare il Mattarello. Ecco, me l'abbiamo dice fatto anche sentire più e più volte, così non vi potete sbagliare. Se andate a votare ci avete la faccia come il culo, perché Giachetti ha detto quando avevamo la possibilità di votare, poi non piangete, ci avete la faccia come il culo. Però mo abbiamo un ascoltatore al telefono. Buongiorno, chi sei, da dove chiami? Sì, buonasera. Lisetta, buonasera. Allora, mi è rimasto impresso questo fatto dei giovani accoltellatori di La Spezia. Perché secondo me sono analfabeti, ma le famiglie devono essere chiamate a rispondere dei loro reati. E allora, in due parole, ragazzi, il tragico accoltellamento, ripeto, di La Spezia ha acceso gli animi in materia di sicurezza.
divieti di vendita armi da taglio, divieto circolare con lame, metal detector all'ingresso delle scuole. Tante proposte, dico io, condivisibili, ma a mio avviso il male dovrebbe essere curato alla radice. Certi personaggi, ben noti alle forze dell'ordine, vanno messi nelle condizioni di non poter recare danno a nessuno e rieducati, ripeto, rieducati. Personaggi che devono essere puniti con la certezza della pena. La legge deve essere un deterrente per non delinquere. Tutto qua, vi saluto e una buona serata, ragazzi. Grazie Lisetta. Il problema è che in Italia chi deve applicare la legge, c'è una maggioranza di bravi magistrati, però c'è insomma una piccola minoranza che fa di tutto tranne che applicarla, che vuole sostituirsi addirittura a scrivere le leggi. È per questo che non è la politica che va contro la magistratura, è la magistratura che si arroga il diritto di controllare la politica. Ecco perché bisogna andare a votare sì, perché non esisterà mai sicurezza in questo paese se il governo vuole espellere uno e poi la magistratura fa di tutto per buttarlo fuori, e magari quella magistrata che lavora a Catania va anche alle manifestazioni di sinistra e libertà, no scusa, Alleanza Verdi e Sinistra. Perché imiti? C'è un politico che parla così. Chi è questo? Mimmo, sono io, il tuo ex presidente, Nichi Vendola. Nicchio Vendola. Mimmo, io sono contrario a questo referendum, penso che vada bene tutto così. Ecco. Sì, perché tanto lui quello che vuole se lo va a fare all'estero. Certo, lui è al di sopra della legge, no? Gli Quindi, frega. Poi quando è successo qualcosa in Puglia gli è andata anche sempre bene a livello giudiziario, ha avuto dei processi da cui è riuscito a uscirne pulito. Forse essere ex presidente ti permette della regione Puglia di avere mezzi economici per difenderti che i cittadini normali non hanno. Se questo ti riferisci a quello delle cozze pelose? No, quello è Emiliano. Ex magistrato, magistrato, anche, ancora magistrato, però sospeso a Divinis, è in aspettativa. Comunque io giusto appunto, parlando appunto dei vari inviti che Federico ha rivolto a tutti quanti voi ascoltatrici e ascoltatori, quello di fare il vostro dovere di andare a votare sì, devo aggiungere anche una cosa: evidentemente nel nostro paese c'è una mancanza di educazione, di trasmissione ai nostri figli, ai nostri nipoti, ai giovani, di quelli che sono certi valori. Perché appunto se succedono tante cose, tante violenze proprio così, proprio non gratuite, ma peggio ancora, significa che evidentemente c'è un qualche cosa che proprio parte dalla base, cioè i padri, le madri, ma dove cacchio sono andati a finire? Com'è possibile che appunto dei ragazzini vadano per strada ad accoltellare, a uccidere gente? Oppure ecco, hanno fatto vedere, c'è stato un ragazzino che è cascato con la bicicletta o con la moto a Torino, si è fermata la macchina, è sceso giù, non ha preso, gli ha rubato, altri due ragazzi, sì, ecco, e sono ripartiti. Invece di aiutarli, invece di aiutare, gli ha portato via il portafoglio. Ci sono stati altri casi in cui ragazzini sono stati fermati da Maranza, non Maranza, insomma da altri giovani come loro, o forse anche più piccoli, rapinati di tutto, ancora un po' gli portavano via anche le mutande. Come è possibile che avvenga questo? Io da mio padre sono stato educato e non ho mai rubato manco uno spillo, manco una gomma per cancellare. Erano altri anni quelli, va anche detto c'era che altra educazione, evidentemente. Sì, ma era anche dovuto perché avevi il tempo di educare, Mimmo. L'attuale sistema politico europeo che è fatto per demolire i diritti dei lavoratori, ma questo la sinistra non se ne accorge, lo scrivono: l'Europa quanto è bella, l'Europa qua, ma non nel panfilo di quello, nel panfilo di quell'altro c'erano le valigie piene di soldi contanti del Qatargate, grazie ecco, non voglio dire cose, come direbbe Giachetti, è ovvio che l'Europa è bella così. Chi paga questa Europa con ridotto potere d'acquisto, fatica a arrivare a fine mese, regole idiote, sempre più fatica e sempre più follia nell'arrivare a fine mese e portare avanti la famiglia e educare i figli, siamo noi, compresa l'immigrazione massiccia che l'Europa ha voluto e ha promosso insieme a una certa sinistra e una certa magistratura. Voglio leggere quello che scrivono i nostri ascoltatori al canale WhatsApp, il famoso WhatsApp di Radio Libertà al 340 670 9659, perché noi diamo la voce a tutte, noi le censure non ci piacciono da Gali in giù o da Gali in su. Noi diamo la voce a tutti. E leggiamo pure quello che ci scrivete. Maurizio ci scrive:
un'altra domanda discutibile. Ora abbiamo un accordo con la polizia del Qatar per pattugliare con i suoi uomini in divisa e mezzi le strade italiane durante le Olimpiadi, o forse oltre. Maurizio, ti posso dire qualcosa? Magari fosse. Io spero che la polizia del Qatar faccia quello che le nostre donne e uomini delle forze dell'ordine non possono fare. Magari gli danno l'extraterritorialità. Sono poliziotti, mica sono diplomatici che vanno in giro col frustrino e con il coltello come nei paesi arabi. Tu hai rubato, metto qua a mano che taglio subito. E così si fa. Ragazzi, io voglio che Milano venga occupata dalla polizia del Qatar con le regole e con la giustizia del Qatar. Io vi dico che questi in 3 giorni rimettono a posto Milano. Magari fosse. Andiamo avanti. Quale sovranità quando la polizia italiana può aiutare le strade del Qatar? Magari, però facciamo fatica. Grazie, lo diciamo sempre il venerdì con Antonio Fellone, 12 anni di austerità totale hanno dimezzato gli organici di donne e uomini delle nostre forze dell'ordine in tutte le città d'Italia. Sempre quei fenomeni che c'hanno la faccia come dice il nostro Giachetti, che noi proponiamo come presidente della Repubblica, perché è il più sveglio dell'altra parte. Prima il Qatar finanzia gruppi non chiari, è vero, però non chiari in Italia e moschee in Europa, e poi viene a fare da vedetta e oltre alle nostre polizie. No, viene a fare quello che le nostre polizie non possono più fare, quella è la cosa grave. L'Europa ci va a nozze, gli fa fare affari d'oro al Qatar, ok? E voglio ricordare quelli che hanno la faccia come che andavano in giro con i trolley pieni di soldi in contanti del famoso Qatargate. E indovinate qual è il gruppo che sta dietro a Qatargate? Il Partito Socialista Europeo, di cui, guardate caso, fa parte il Partito Democratico. La legge parla chiaro, scrive ancora Maurizio, la pistola portata senza tappo rosso è usata per intimorire perequata un'arma vera per legge, ditelo. Ok, grazie Maurizio. Mi auguro che chi sarà chiamato a applicare la legge, non scriverla in questo caso, nei confronti di questo povero poliziotto di 40 anni, padre di famiglia, che quando si è visto puntato in faccia la pistola ha reagito giustamente. Quando sei in un posto dove si spaccia ovunque, anche dietro al più innocuo dei cespugli, dove vanno in giro degli zombie, ragazzi, andate a Rogoredo di mattina, vi viene la pelle d'oca. Andateci la sera, è un miracolo se ne uscite vivi. Ok? Questo è Rogoredo. Che siate poliziotti o meno, che siate in divisa o meno, andatevi a fare un giro. Anche questo signore della ANM, questo Maruotti, vatti a fare un giro, vatti a fare un giro. Ok? Anche perché la giustizia, il PM, che dicono che con questa riforma diventa il capo della polizia, un super poliziotto, quello deve fare, deve indagare, deve applicare la legge alla realtà, non applicarla all'astrazione. Ok, la giustizia va applicata alla realtà, va a vedere come sono ridotte le strade, uscite dalla ZTL dove abitate, uscite dalle villette dove state al sicuro, protetti dalle forze dell'ordine, andate nelle periferie milanesi, nelle periferie di Torino, di Napoli, di Roma, di Firenze, di Padova, andate, fatevi, poi governa la sinistra ancora meglio, fatevi un giro, soprattutto la sera, auguri, vi faccio già ora gli auguri, guardate com'è la realtà e poi mi venite a dire come va, se la legge va applicata o va interpretata in maniera astratta, perché davvero mi sembra la Repubblica Islamica dell'Iran, non la magistratura, se queste persone hanno questa concezione della legge. Ribadisco un concetto, cari amici a casa: se a voi tutto questo piace, se voi pensate che questo sistema giudiziario sia giusto, non andate a votare, anzi no, andate a votare, votate no. Ok? Se invece pensate che tutto questo faccia schifo, andate a votare, votate sì. Ok? Chi vota sì vuole cambiare, chi vota no dice che è tutto perfetto così. Sì, ma poi, anche se non andate a votare, cioè che uno deve dare tanta voce, noi stiamo dando la voce a tutti e due. Se qualcuno... Forse facciamo male, perché questi hanno la voce da par condicio comunque alla fine, e abbiamo tutti i media 10-1 che sono a favore del no. C'è un media particolare che è la 7, che è del signor Cairo, un povero signore del Piemonte, che ha fatto diventare il Corriere la Nuova Repubblica. È più di sinistra il Corriere che la Repubblica. Cairo, se c'è dai lavora anche a noi, smettiamo di parlarti contro. No, chi è? Bastano i tifosi del Torino, bastano i tifosi del Torino a parlare contro Cairo, vedendo quello che ha fatto, insomma. Quanti legnati hanno preso dal Como? 6 gol?
Qua 6, sì, 6. Con spendendo soldi e tutto, tra l'altro, quindi vi lascio immaginare. Arriviamo a Mimmo. Mimmo è molto attento al sociale. Dovete sapere che Mimmo Magnetta, oltre ad essere un mio conterraneo, cari amici all'ascolto, cari bimbi, io che sono Nichi di Terlizzi, nonché soprattutto ex presidente di Regione Puglia, nonché soprattutto fondatore di Sinistra Ecologia e Libertà. Quante cose sei, mannaggia. Nonché papà di un meraviglioso bimbo. Di nome? Non mi ricordo come si chiama, il nome inglese, non lo so, comunque un bacione al figlio di Sì, perché lui Vendola. si era andato a fare all'estero il figlio. Cioè, in Italia non poteva. Tu non li potevi fare all'estero i figli, li hai fatti a Roma, tu chi pensi di essere? Sì, ma dopo lo dovevo portare qua per io a mia moglie avevo detto andiamo in Slovenia a fare la bambina, non ha voluto, l'abbiamo fatta qua a Sesto San Giovanni, che ci vuoi fare? Infatti mia figlia quando dorme sta col pugno chiuso. Forse mia figlia è l'ultima dei comunisti, penso che tra mia figlia e Lischlein è più di sinistra mia figlia di Sesto Lischlein. San Giovanni non è più in mano alla sinistra da un sacco di tempo. È caduto ormai sono due legislature che la vecchia Stalingrado, cioè il stesso San Giovanni, la vecchia Stalingrado, è in mano appunto all'ex marito della Sardone. C'è Cinisello Balsamo che ancora pure Cinisello, anche lui nei paesi dell'Inter di Milano, lì sono diventati saggi e non c'è fanno come a Milano che votano. C'è Monfalcone dove ci sono gli operai che volevano diventare la settima repubblica socialista della Jugoslavia. Non c'è la sindaca della Lega. Pure Monfalcone è caduta. Vabbè, c'è Bologna c'è ancora. Bologna sì, meno male. Bologna d'altronde c'è stato un macellaio che è diventato sindaco di Bologna. E ha fatto un macello, no scherzo, è stato bravissimo. Il macellaio è durato poco. È durato 5 anni, quello che è. No. Se lo ricordano ancora Guazzaloca a Bologna, pensate un po'. La Francia vieta gli occhiali a Macron. No, scusate, ho sbagliato. Salutiamo Macron con i suoi occhiali, che è stata figura di pazzesca, lo pigliano per il culo in tutto il mondo, compreso il presidente Trump, che quella dice, quella va in giro con gli occhiali come... ti posso fare una domanda? Voglio sapere cosa ne pensi tu, anche te, Natalia. Aridaglie! Perché? Perché, per esempio, in Italia, su qualsiasi programma della radio, della televisione, si parla appunto della tragedia di Crans-Montana. E invece della Francia non giunge una parola, non si sente nulla di quello che appunto... Ma non c'erano francesi? Come no, c'erano, e in quella tragedia sono morti ragazzi 6 ragazzi italiani, ma sono morti anche ragazzi svizzeri, francesi, di varie nazionalità. Ecco, noi qua in Italia non riusciamo a sentire una parola, a leggere un rigo sui ragazzi di altre nazionalità che sono morti in quella strage. No, su qualche ragazzino svizzero hanno scritto, hanno anche intervistato. I francesi, sono morti anche i francesi. Possibile che i francesi appena non sono, dice mezza cosa, gli agricoltori, gli allevatori delle mucche scendono in piazza e creano un bordello inimmaginabile. Beh, forse in Francia non c'è come si chiama, la speculazione mediatica che c'è in Italia. In Italia c'è un'industria proprio del cattivo giornalismo, dell'assalto, di andare a filmare, pensare queste telecamere sbattute in faccia alle famiglie che io dico, cioè, mi è morto un figlio, mi vuoi lasciare in pace. Questo in tutta Europa si fa e in Italia no. Forse è dovuto anche a una cattiva giustizia questo. Ora mi è incuriosito, andrò a comprare Le Monde, andrò a comprare qualche quotidiano francese perché voglio vedere se appunto, perché io non riesco a prendere le TV francesi, le televisioni francesi, io dal mio televisore da poveri non riesco a prenderlo. Un TV di merda, è ovvio che non prendi la cosa francese. Ognuno c'ha qualche si merita. Tu puoi solo avere i formaggi francesi perché ti togli la scarpa, si sente tutto l'odore di formaggio francese. Sembra il camembert del presidente. Quello più puzzolento. E le presidenti, le camembert les presidenti. Facciamo anche la pubblicità ai formaggi d'Oltrappi, che ora, grazie a tutti questi accordi idioti che l'Unione Europea sta firmando, verrà soppiantato da qualche formaggio brasileiro. Da un camembert del presidente. Il Mercosur è saltato perché però il cancelliere Merz ha chiesto comunque di applicarlo. Ancora? Perché devono vendere Mercedes a Brasile, E come al solito noi facciamo sempre la figura dei minchioni. Sì. Ma avete preso per un coglione? Sì, ci hanno preso per dei... E il problema è che noi siamo governati da questi fenomeni in Europa ed è un disastro. Ecco, c'ho il mio amico Gabriele che ancora ci crede a questi, a volte c'ho un altro amico, anche Marco, che ci crede. Ragazzi, credete in altro.
Credete nei Super Saiyan o credete in Dio? Che è meglio? Queste sono una causa persa e sarà la storia a dirlo, a giudicarlo. Mi dispiace per i trichechi della Groenlandia, comunque, che non so cosa avrei dato per vedere l'azione là. Insomma, o no? Però Mimmo, un pezzo di Groenlandia lo potremmo chiedere anche a noi, o no? ma che ce ne facciamo? Un po' di ghiaccio per fare le grattachecche quando fa caldo, le granite. Beh, basta che va in Alto Adige, un po' di ghiacciaio è rimasto ancora, che spero. non ce ne Sì, stanno più. c'aveva ancora tutto, c'è il ghiacciaio di Reinhold Messner. Sì, io ho il ghiacciaio come Jack, come dice lui. Mal che vada a Sinner, ci va a prendere qualcosa in Valpusteria. Allora, Mimmo ha buttato il sasso all'altra notizia della giornata che vogliamo commentare, perché parliamo dell'educazione dei nostri figli. Chi vi parla pensa che invece sia lo Stato che deve educare e dare segnali. Lo Stato è Di nuovo determinante. tutti quanti con i grembiuli, di nuovo tutti questa è una con le cazzata, divise. sono cose serie. Se c'è tanta violenza, perché i social la fanno rimbalzare, soprattutto si dà ai ragazzini e ai bambini in mano il telefono, che ormai è il vero e proprio potere che ci occupa, è una specie di lumacone nel cervello. Non so se avete mai visto Futurama, che c'è la lumaca aliena che si mette nel cervello e vi fa diventare degli zombie col telefono. Ecco, noi abbiamo questa tavoletta fatta di terre rare, che non è che c'è dentro la terra di un paese sconosciuto, di Pasqua, quel che coltivi lambacioni a San Ferdinando di Puglia, che ci mette dentro le terre rare con le cipolline. No, non è quella la terra rara, sono degli elementi rari, che poi non sono nemmeno rari, però sono elementi che sono indispensabili per costruire i telefoni, di cui tutti siamo ultra assuefatti, compreso i vecchietti. Ormai pure le nonne hanno sto telefono, fanno tutti gli abbonamenti alle cose porno, al meteo, all'oroscopo. Poi, cosa mi è successo? Vieni qua la nonna, cosa? Non ho fatto niente, io non so perché si sono attivati tutti sti cosi. Perché poi ci tocca sempre a noi nipoti fare queste cose, o a noi figli, e vedi il disastro, ti senti svenire quando usano loro il telefono. Comunque in Francia cosa hanno fatto loro? Sono avanti. L'Assemblée nationale, cioè la Camera dei Deputati francesi, approva il divieto all'utilizzo dei social per chi ha meno di anni 15. Sto leggendo Sky, TG24, un articolo di oggi. Sostenuto dal governo, approvata dall'Assemblea nazionale con 130 voti a favore e 21 contrari, cioè in pratica quasi all'unanimità. Passerà ora all'esame del Senato. Si è adottato definitivamente quello transalpino. Transalpino vuol dire dall'altra parte non è un che sta sulle montagne, ok? No, questo ci tengo, bisogna sottolinearlo, perché qua ormai le parole sono importanti. Quello transalpino, questo mio co-conduttore che sta sempre a cercare il pelo nell'uovo. No, Mimmo, tu dici, allora, siamo uno dei primi paesi d'Europa per analfabetismo funzionale, cioè la gente legge cose e sente cose e non riesce a capirne il significato. Allora, quando c'è lo vostro sparacazzate che fa l'idiota, però le cose ve le fa capire, serve proprio per quello. Non è che vi prendo per idioti. I giornalisti utilizzano un gergo che a volte è poco comprensibile. Non a caso siamo il paese che compra in assoluto meno giornali, anche perché con quello che ci scrivono, e tanto con tutti i finanziamenti che vengono dati, di fatto lo Stato mantiene l'informazione, la stampa, però secondo alcuni lo Stato non dovrebbe educare i suoi cittadini. Io penso che lo Stato debba educare i suoi bambini, e quello che la Francia ha votato oggi quasi all'unanimità è ultra giusto. Se non lo fanno i genitori, lo dice lo Stato. Bimbi minchia, ok, perché tutti sanno cos'è un bimbo minchia, anche il mio amico io non lo so, ragazzino, bimbo minchia, così si dice. Bimbo minchia, anche io della Brianza so cos'è un bimbo minchia. Io voglio salutare il mio amico Mimmo della Brianza, che mi ascoltano sempre. Oggi stavo attraversando il semaforo mentre ero quasi preso sotto. E ne è mancato. Sì, però ti voglio bene, Mimmo. Non tu Mimmo della Brianza. Sì. Ok, la Camera Mimmo della Brianza, se tutti noi. Ragazzi, io mi vergogno, cioè io arrivo qua in uno stato, secondo me, poi quando vado a casa realizzo tutte le cazzate che ho detto. E io d'altronde ti faccio venire qua quando hai fatto il turno di notte. Il turno di notte è pesante, sì, si vedono i risultati. È come se ti fai 5-6 cannoni, per dirla in francese. Penso che l'effetto sia anzi, vedo che quelli che si fanno i cannoni vengono da me e dicono: oh Fio, ma come fai a fare così? Io ho speso tutta la pensione di mia nonna, ma ancora sono lucido. A me viene naturale, ragazzi. Non vi drogate, perché sono soldi buttati nel cesso. Basta l'energia e l'amore che avete dentro di voi, e c'è. Scavate un po' e c'è tutto, ragazzi.
La Camera Bassa del Parlamento francese ha approvato ecco, la Camera Bassa, un'altra cosa, non è una Camera con soffitto basso, è la Camera dei Deputati, la chiamano la Camera Bassa. Ha approvato nelle prime ore di oggi un disegno di legge che vieta l'accesso ai social media ai minori di 15 anni per tutelare la loro salute, perché fanno dipendenza. Sostenuto dal governo, approvato dall'Assemblea nazionale con un'enorme maggioranza, l'esame della legge passerà ora al Senato. Se adottato definitivamente, la Francia sarebbe il primo paese europeo a imporre una simile limite di età per l'accesso ai social. La formulazione adottata dalla Camera Bassa non specifica quali piattaforme sarebbero coperte dal divieto, tuttavia chiarisce che le enciclopedie online e gli annuari educativi e scientifici sono esenti. Anche i servizi di messaggistica privata non sarebbero interessati, quindi non serve a niente, perché su WhatsApp gireranno tutti i video, e se non c'è WhatsApp c'è Telegram, che è facile da scaricare, e se non c'è Telegram c'è Signal. Se volete vado avanti fino a il modo per eludere c'è. Quindi quello che stanno facendo i francesi, mi rimangio la parola, non serve quasi una beata minchia, serve quasi di più lo speed ai siti porni che ha fatto il governo italiano, però l'ha fatto solo per i siti porni nazionali. Per quelli che sono i più grandi, cioè Pornhub, YouPorn, XXN, come riconosci bene, l'ho sentito dire da un amico. Ecco, il divieto entrerà in vigore a febbraio, quindi amici che siete senza lo speed, scaricatevelo se volete ancora rovinarvi la vista e la vita guardando certe zozzerie. Zozzoni, dai, e anche per oggi il nostro dovere l'abbiamo fatto. Io lo so che riguardate quelle cose, la vergognate, i zozzoni. Anche oggi abbiamo fatto il nostro dovere. Ho di detto raccontare. Pornhub pure, potrei okay. Ecco. Non te ne sei perso uno. Vabbè, ragazzi, dai, andiamo. Purtroppo così è, se vi pare, come scriveva Firandello, il mondo fa sempre più ridere. Ecco, stavo pensando che diceva il mondo che va. Il mondo è molto più tragicomico della realtà che noi poveri idioti che conduciamo questa trasmissione oscena immaginiamo. Quindi ringraziamo il mondo, perché come diceva Ciarbukowski, il mondo è il più bello spettacolo che esista e non si paga nemmeno il biglietto. Monsieur, vous êtes un poeta. Quindi, sei un poeta. Ho solamente Questa letto qualcosa, me la con ricordo. Accogliendo te qua ai microfoni ha preso un poeta. Leggete Musica per organi caldi di Charles Bukowski. A me l'ha regalato Mimmo Magnetta. Non è niente di sozzoso, sono una serie di racconti spassosi di Charles Bukowski. E magari un giorno vi leggo qualche racconto, il mio sogno. Ragazzi, dobbiamo finirla qua, dobbiamo dare lo spazio a chi viene dopo, al nostro ricco palinsesto, che non sono dei pali che stanno a Sesto San Giovanni, ma è il programma giornaliero della radio. Detto ciò, abbiamo trasmesso alcuni messaggi importanti. Vi invitiamo a restare sempre qua su Radio Libertà. Buona serata a tutti. Avete ascoltato Spazio